Buongiorno e grazie per l'invito. La vendemmia in Sicilia è iniziata già da qualche giorno, ma con le varietà più precoci, quindi il Pinot Grigio e lo Chardonnay. Ma è una vendemmia che rispetto agli anni passati è iniziata un po' più in ritardo, perché sia la primavera ma anche l'estate si sono presentate con temperature più fresche e un po' al di sotto di quelli che sono i normali standard per la Sicilia. Quindi le piante necessiteranno di un po' di più tempo per la maturazione, soprattutto nella fase finale dove c'è l'accumulo di sostanze aromatiche. Questo ritardo è anche dovuto soprattutto anche per la quantità di piogge che si sono registrate nel periodo invernale primaverile e che si sono protratte anche per tutto il mese di giugno, quindi valori nettamente superiori ai periodi normali e soprattutto nella frequenza. Tanto che in funzione di questo noi abbiamo avuto purtroppo, come un po' in tutto il sud Italia, attacchi peronosporici che hanno interessato soprattutto le varietà autoctone. Le produzioni saranno variabili in dipendenza delle zone e soprattutto delle varietà, perché le varietà internazionali rispetto alle autoctone si sono rivelate un po' più tolleranti rispetto alla peronospora, cosa che invece non è accaduta per alcune varietà autoctone, soprattutto il Nero d'Avola, il Nerello Mascalese, in parte il Grillo, in parte anche il Catarratto, soprattutto nella zona della Sicilia centrale, ma soprattutto nella Sicilia orientale. Le varietà autoctone al contempo invece sono risultate più resistenti all'ondata di calore che abbiamo avuto nel periodo di luglio, e soprattutto su questa tolleranza superiore rispetto alle varietà si è avuto una particolare predisposizione alla resistenza al caldo da parte del Nero d'Avola. Il caldo di luglio, diciamo, non ha inciso in maniera decisiva su quella che è la performance qualitativa delle uve, dato che si è manifestato in un periodo di inizio maturazione. E ci aspettiamo da ora in avanti un periodo di vendemmia che sia un po' più normale rispetto a quello delle altre annate in termini di durata, dato che ora le temperature sono anche un po' più fresche e sono, diciamo, nella norma rispetto a quello che è accaduto nelle altre annate. Questo inciderà sicuramente su quella che è la componente qualitativa, perché un periodo di maturazione più prolungato significa avere un maggior tempo, le piante hanno un maggior tempo per una sintesi aromatica più lineare e quindi con valori, diciamo, qualitativi più interessanti da questo punto di vista. Il calo produttivo, diciamo che soprattutto per effetto della peronospora, è un po' generalizzato, ma pensiamo che questo andrà a incidere in maniera decisa sulle produzioni delle varietà autoctone, Nero d'Avola, Grillo e pensiamo anche Catarratto. Quello che succederà da ora in avanti dipenderà soprattutto da quello che sarà il decorso della stagione climatica e comunque speriamo di avere delle buone situazioni dal punto di vista della qualità finale. Grazie.